Agrigento sono state concluse le opere di demolizione del distributore di carburanti in piazza Ravanusella, nell'ambito dell'avviato progetto di riqualificazione urbana della zona. Ascoltiamo in proposito il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Un primo utilissimo passo per liberare piazza Ravanusella, renderla igienicamente ed esteticamente più appetibile. Si toglie finalmente l'antico, dico antico perché sta lì da oltre un cinquantennio, un rifornimento di benzina che di fatto ha deturpato la vocazione e anche l'estetica di ciò che era stata piazza Ravanusella nel tempo. Ricordiamolo, ricordano quelli più grandi, che fino agli anni 50 era un suggestivo mercato rionale dove si andava per vendere il pomodoro, per vendere qualunque tipo di mercanzia, e tale deve tornare ad essere nel cuore, nel centro storico di Girgenti. Gli interventi invece di Ravanusella sono interventi che vanno avanti e in attività, in work, come si dice, in progress, la parte di espropriazioni di quelli che sono gli immobili fatiscenti, di Ruti. Alcuni sono stati ceduti volontariamente. Lo scopo è riqualificare questa edilizia di tipo privata. Come è noto, è già da tempo stato individuato il referente privato che si incarica di questo tipo di riqualificazione, e quindi medio tempore, nel giro di 3 anni, piazza Ravanusella tornerà complessivamente a nuova vita, migliorando anche la condizione di posteggio, atteso che con le ferrovie sono in corso iniziative anche da parte di altri privati per mantenere la funzionalità di tipo posteggio, parcheggio nella parte bassa della stazione, e quindi, per intenderci, sul laterale degli attuali binari.